In questo video troverete un percorso fatto da tanti percorsi, noi che per caso incontriamo voi, io che abbraccio un tiglio secolare, ma soprattutto mia moglie che spacca tutto mentre cerca di pescare una trota. Buongiorno squadra, quello che andremo a fare oggi sarà raggiungere la vetta del Monte Prata, anche se in verità proprio una vetta non è. In questo periodo non stiamo facendo tante uscite perché stiamo camperizzando Silvio e questo ci porta via un sacco di tempo, ma torneremo presto su nella montagna quella insomma vera. E adesso andiamo avanti e vediamo com'è il percorso. Parcheggiamo la macchina presso la frazione di Grap a Forgaria e da Piazza Iulia iniziamo il percorso. Dopo una salita fatta di scalini in sasso è la prima sorpresa, un bellissimo salice piangente che con la sua maestosa eleganza ci colpisce ed è impossibile non fermarsi per fare qualche foto. Dopo poco raggiungiamo il cartello del Parco Culturale di Castel Raimondo, situato nei pressi di un'importante zona archeologica, ma lì ci arriveremo in un secondo momento. Incontriamo lungo il cammino una cappelletta risalente al 1859 e da lì il sentiero si inerpica più decisamente sul limite di uno sperone affacciato sui ghiaioni della Costa Lunga. Arriviamo poi a un belvedere con panchina da dove possiamo ammirare un bel panorama e nonostante la quota sia modesta, la vista si spinge fino alle cime del Piancavallo, la Val d'Arzino e sul monte Anduins. Allora iniziamo il video in un modo meraviglioso con Miranda che ci ha riconosciuto e no? Ed è stata una sorpresa enorme perché tutto l'inverno che vi seguo nelle vostre passeggiate. Oggi mi avete regalato una giornata stupenda per il vostro incontro. E questa qua per noi è la grande soddisfazione. Trovare qualcuno che ti fa un sorriso e dice ma voi siete quelli lì? Figata. Grazie mille. Ciao ciao ciao. Si prosegue ora lungo la strada che costeggia un grande pianoro, d'obbligo una visita al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. Allora, questa zona qua è ricca di percorsi, tutti ben segnalati da questi cartelli, oltre a quelli CAI con il classico segno bianco e rosso. Se qualcuno pensa che sia sciocco abbracciare gli alberi è perché non ha mai abbracciato nessun albero ed è un'energia incredibile. Lungo il sentiero di ritorno ci soffermiamo presso il sito archeologico visitando i resti della fortezza e la ricostruzione della torre romana, da dove si può godere di un bellissimo panorama. A rientro ci fermiamo ai laghetti Pacar, due specchi d'acqua a carattere carsico dove rilassarsi o praticare la pesca sportiva. Vai, Cri. Ci siamo? Cri, fai vedere cos'ha. Ecco, l'attrezzatura, cioè hai tutto, hai. Sai come fare, no? Più o meno. Lo sblocco, vabbè. Vai, quando sei pronta lancia. Madonna santa. Tira, tira amore, tira. Tira, tira. Piano, piano, piano. Piano, 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 piano. No! Come che fai? Vai che becchia la prima trota. Vai che becchia la prima trota. Su, su. Ferma, ferma. Tu, ma dove vai? Ma no.
Ma non si può. Ha preso tutto. Adesso dobbiamo anche pagargli questo. Guardala là, guarda. Se, non importa, no, boh, ma basta. È più che sufficiente. Sì, alle trote. Sì, che non abbiamo preso. Sì. Qui alla fine cosa facciamo? E compriamo al supermercato dorate. Il sentiero è semplice e ben segnalato ed è catalogato come turistico. Secondo noi un'idea simpatica per come trascorrere una giornata spensierata e divertente in famiglia. Vi lasciamo come sempre la descrizione del giro che abbiamo fatto, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!